A Venezia ancora le candidature sono ballerine, sembrerebbe purtroppo, ma ripeto quello che ho detto da sempre, a Venezia bisogna giocarsela così. È un balletto che però rischia di logorare i ballerini e nel quale appare difficile destreggiarsi, quello del centro-sinistra veneziano in vista delle elezioni comunali di primavera. Ma forse pochi conoscono dinamiche e rituali della politica veneziana in maniera approfondita e diretta come Massimo Cacciari, 3 volte sindaco, 2 volte deputato, oggi indiscusso maître à penser con pochi dubbi sul da farsi. Bisogna che ci sia una candidatura forte, a mio avviso, di donna, e con una lista del sindaco, della sindaca, formata da gente giovane e competente, e bisogna andare in quella direzione lì, certamente non presentando ferri vecchi del Partito Democratico. Dove il centro-sinistra ha scelto invece è per il candidato sindaco a presidente della regione, la candidatura civica di Arturo Lorenzoni, docente alla scuola di ingegneria industriale dell'Università di Padova e soprattutto vice sindaco di Padova dal 2017, dopo l'apparentamento al secondo turno con Sergio Giordani, trova d'accordo Cacciari. Mi pare una giusta scelta da parte dell'area di centro-sinistra, perché promuove anche qui, pubblicizza un'esperienza molto positiva, quella che è stata fatta a Padova, e quindi dice anche a livello regionale bisogna muoversi come ci si è mossi a Padova, e mi pare giusto.